È scoccata l'ora dell'ulteriore stretta sui locali in chiave anti-assembramento. Ordinanza in vigore da oggi che va a toccare orari e modalità di consumazione. Un'ulteriore restrizione di tutto quello che già è difficile fare. Diciamo che ne risentiranno sicuramente le caffetterie dove magari il caffè lo prendi in piedi. Noi ormai siamo abituati, ci siamo rassegnati che in piedi non si fa più, per cui è un'ulteriore restrizione e ci adatteremo anche a questo. L'obbligo è quello di stare seduti al tavolo a partire dalle 11 fino alla chiusura alle 18, vietata la consumazione al banco. È un'ordinanza un po' particolare, molti dei clienti, diciamo dei locali d'osteria dove c'è un banco non sono molto abituati a rimanere seduti, conoscono benissimo le regole e si comportano di conseguenza, magari non sono molto comprese. Regole che hanno fatto discutere nei giorni scorsi, ad oggi i baristi più che rassegnarsi alla novità, rispettare le regole e dover mandare via i clienti in un sabato in cui il centro è gremito nonostante il divieto di passeggio non possono fare. Quando non c'è posto se ne vanno, però vabbè, bisogna accettare insomma. Clienti che si adattano e accettano le restrizioni, compreso l'invito ad indossare la mascherina anche al tavolo. In ogni caso lo faccio anche volentieri perché siamo fra amiche ma non si sa mai. Le regole devono essere rispettate, sia i clienti che l'osto. E la stanchezza per restrizioni e di PCM che si susseguono fa capolino davanti a Cassugana, come in altre sedi municipali da nord a sud, quella firmata dalle mascherine tricolore, un cartello con scritto "Non si muore solo di Covid" e un albero con i regali che il governo avrebbe lasciato agli italiani, mutuo, tasse e bollette.